Ad Agrigento, su iniziativa di Zambuto, la questione idrica e fognaria è stata dibattuta al Palazzo Filippini insieme ai sindaci della provincia. Gli interventi alla videogiornale Dario Piparò. Questa situazione. Io vi devo dire L'adunanza siede attorno al tavolo del Palazzo dei Filippini. Sindaci, assessori, rappresentanti di 15 dei 27 comuni della provincia serviti da Girgenti Acque. Da Fabrizio Di Paola, sindaco di Sciacca, a Salvatore Parello, primo cittadino di Aragona, passando per Giacomo Di Benedetto e Marco Zambuto, il quale ribadisce una posizione netta nei confronti del gestore. Si andrà avanti fino al raggiungimento della rescissione contrattuale da Girgenti Acque. Tutti i sindaci che sono venuti oggi pomeriggio hanno rappresentato la grave condizione nei quali si trovano i comuni a dover avere a che fare con Girgenti Acque, continue inadeguatezze nella gestione, aumenti di bolletta sconsiderati, salvo poi sapere che servono per coprire buchi di bilancio e soprattutto coprire spese di società e costi di società private. Allora, in questo senso i sindaci, che sono i rappresentanti di territori, che sono i rappresentanti di comunità di persone, nonostante ci sia una legislazione che anche in questo settore ci ha tolto la competenza, vogliamo fare una grande battaglia, uno su un piano immediato amministrativo per quanto riguarda Agrigento, che porti alla rescissione del rapporto con Girgenti Acque, per le gravi inadempienze, per i gravi inadempimenti alle obbligazioni che erano state assunte dal gestore al momento della consegna del servizio. Dall'altro lato una modifica della legislazione che faccia tornare ai comuni la gestione, faccia tornare ai comuni le reti, soprattutto faccia finalmente veramente realizzare una gestione pubblica del servizio idrico. Quello che filtra dalle intenzioni si trasforma in indirizzo per Rosario Crocetta. I sindaci chiedono al presidente della regione di sciogliere una volta per tutte il nodo gordiano della gestione del servizio. Particolarmente infuocato l'intervento di Fabrizio Di Paola, che ha puntato il dito contro una riforma della gestione pubblica che di pubblico avrebbe solo la denominazione. Il pallino della gestione, di fatto, resterebbe in mano ai privati, per cui si rimarrebbe ostaggi di Girgenti Acque. Una materia controversa in merito a cui è intervenuta anche Margherita La Rocca Ruvolo, deputato regionale agrigentino, che lo scorso marzo aveva presentato in merito un'interrogazione parlamentare. L'assessore Marino non si è ancora degnato di rispondermi, ha tuonato La Ruvolo. Intanto tra i seggi del Collegio dei Filippini ha continuato a circolare un imperativo: Eugenio Dorsi deve essere immediatamente rimosso dalla carica di commissario del lato idrico. Su un piano immediato si vada a una revoca della deliberazione con la quale illegittimamente si è proceduto all'aumento delle tariffe delle bollette del servizio idrico di Agrigento. 2. Che si proceda immediatamente alla sostituzione del commissario del lato idrico di Agrigento. 3. Che su un piano della legislazione regionale si vada a dare una parola di chiarezza dando ai comuni la gestione del servizio idrico, affermando in maniera chiara che la gestione del servizio è di natura pubblica.